Euroregione News. Centro Alzheimer a Codroipo, formazione condivisa. L'ASP Moro di Codroipo ha messo a disposizione delle comunità del Medio Friuli un centro diurno per malati di demenze. Attrezzature avveniristiche e assistenza specialistica, che significa formazione continua per il personale, estesa anche ai parenti. Nasce così il Caffè Alzheimer, momento di incontro rivolto alle persone affette dalla malattia di Alzheimer, ai loro familiari, agli operatori del settore e ai cittadini interessati. Occasione importante per incontrare specialisti che affrontano i diversi aspetti della malattia. Tra questi ho incontrato il dottor Schiavo, al quale ho chiesto a che punto siamo con la ricerca della medicina per le demenze. L'ADI l'anno scorso ha detto per 10 anni mi sa che non avremo farmaci, si sta studiando, ma mi sa che ancora per 10 anni non avremo qualcosa che possa funzionare, diamoci da fare con la prevenzione. Allora in quest'ottica dobbiamo curare quello che è il contorno. La famiglia, la società, attivare la persona, renderla un po' più autonoma, portarla fuori, stimolarla, tutte queste cose qui, mantenere il peso corporeo, curare tutte quelle malattie che sono fattori di rischio, la pressione alta, il diabete, che sono l'obesità, insomma, la sedentarietà è tra questi fattori di rischio. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.